Buongiorno a tutti ragazzi, ancora prosegue questo caldo pazzesco, ma tra pochi giorni, diciamo lunedì, arriverà l'anticiclone delle Azzorre e quindi si attuerà un po', diciamo, questo grande caldo africano che in questi giorni, diciamo, ci sta veramente massacrando. Quindi diciamo che fino a mercoledì, il 19 giugno, questo caldo, diciamo, sarà attenuato un po' da questo anticiclone delle Azzorre, quindi non sarà molto pesante, però subito la prossima settimana sarà davvero infuocata perché arriverà un'altra pressione africana, quindi ragazzi si tornerà di nuovo nel prossimo weekend, diciamo a partire da giovedì 20, un'altra volta con il caldo che schizzerà alle stelle. Sicuramente si passeranno i 40 gradi facilmente e quindi diciamo che prosegue questo caldo senza sosta. Quindi sarà una cosa solo momentanea di questo, diciamo, abbassamento un po' di questo calore, ma sarà davvero pochi giorni. Poi già da giovedì 20 le temperature schizzeranno di nuovo in alto, quindi si supereranno di nuovo i 40 gradi e quindi come sempre dobbiamo sopportare questo caldo intenso. Quindi non ci saranno piogge perlomeno al sud, potranno esserci qualche temporale dovuto al caldo stesso, ma di un po' di frescura non ci sta proprio nemmeno minimamente, quindi si tornerà a viaggiare sopra i 40 gradi. Quindi diciamo da lunedì e mercoledì si avrà questo abbassamento grazie all'anticiclone, ma poi subito da giovedì arriva un'altra ondata africana, quindi mettiamoci l'anima in pace pure per l'altra settimana. Quindi da domani si cambia un pochino, che si abbassano un pochino le temperature, lo dico un pochino, ma giovedì torna questa diciamo cosa africana come le chiamano loro e quindi ragazzi accendete i ventilatori, accendete, andate a mare, andate in montagna, climatizzatori perché da giovedì si ritorna di nuovo a volare sopra i 40. Vi auguro una buona domenica ragazzi, fate sempre massima attenzione nelle ore diciamo centrali per gli anziani e per i bambini. Vi auguro una buona domenica, spero che sia al mare, così vi rinfrescate un po' e ci sentiamo